Franco Gaspari, 64 anni, di Cortina d'Ampezzo, era ormai quasi in vetta alla cima grande di Lavaredo, che stava scalando insieme ad altre due persone, quando, prima di cordata, è precipitato. A lanciare l'allarme i compagni che l'hanno sentito cadere senza poterlo vedere né sentire in quanto nascosto da uno spigolo. In direzione del tracime di Lavaredo è volato Falco, che ha individuato il corpo esanime in un canalino, sbarcando inutilmente nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e il medico. L'elicottero, dopo che il corpo era stato spostato in un punto più facile per il recupero con il verricello, ha potuto solamente imbarcare i due amici in stato di shock, riportandoli a valle. Gaspari era entrato a far parte della famiglia del soccorso alpino nel 1985 ed è stato uno dei primi tecnici di risoccorso del SUEM a bordo di Falco e Leone. Un amico, un compagno di cordata, un forte alpinista, una guida alpina seria e preparata, un soccorritore, uno studioso e scrittore appassionato della storia delle sue montagne. Franco Gaspari era tutto questo, e queste sono state le parole con cui Ken Sass ha voluto ricordare chi, questa mattina, sulle montagne su cui era solito soccorrere gli altri, ha invece perso la vita.